dal 2010 per la sicurezza idraulica abbiamo speso sia per manutenzioni, contributi ai consorzi di bonifica, opere dirette del genio civile e grandi opere, circa 450 milioni. Parliamo di un argomento caldo che è quello dell'idrovia Padova Mare. Il bando è stato realizzato, è stato stanziato 1 milione di euro per, diciamo, il progetto preliminare. Attualmente spieghiamo qual è innanzitutto il termine per partecipare a questo bando. Entro metà di dicembre chiuderemo quello che è appunto il bando e da quel momento inizieremo quello che è veramente una fase progettuale che vuole interessare anche il territorio e avremo una conferenza di servizi proprio preliminare con i sindaci, con i soggetti interessati alla realizzazione di quest'opera, per vedere tutte quelle che possono essere le criticità per la realizzazione di un'opera che sicuramente è importante, che taglia parte del territorio, che vede già in parte il tratto realizzato, ma che dovrà essere adeguato sia per le sue funzioni future eventualmente di navigabilità, sia per quanto riguarda la sua capacità di scolo, proprio di scolo delle acque. Un altro aspetto sarà legato a una valutazione tecnica di quello che può essere l'impatto, ad esempio, dell'apporto di acqua dolce in laguna, quando ci saranno gli sversamenti nei momenti di piena. Ci sono già dei tempi certi per questa conferenza dei servizi? Si può dire una data? O comunque... L'obiettivo è quello di convocarla appena è stato affidato a chi sarà appunto il vincitore del bando per la progettazione. Quindi entro pochi mesi potremo fare questa conferenza. Sarà anche necessario un confronto diretto con l'Interporto di Padova e il Porto di Venezia, che saranno i soggetti che sono interessati poi alla gestione, a quello che è appunto l'apporto del traffico delle merci proprio in questo canale, in questa idrovia, e quindi sarà con loro che andremo a valutare. Legambiente e anche altre associazioni chiedono l'abbandono del progetto di costruzione della cosiddetta camionabile, che sarebbe una strada a pagamento prevista lungo l'argine dell'idrovia. Cosa ne pensi? Su questo mi vede pienamente d'accordo sulla eliminazione di un tratto di nuova strada, di nuova viabilità che non ha nessun collegamento con il territorio e che sicuramente non è una risposta per quanto riguarda la possibilità di alternative al traffico su gomma. E certo, questa rientra ancora nel progetto del GRAP di Padova, era stato inserito, ma penso che, vista anche la criticità per la realizzazione di quest'opera, potrebbe essere stralciata per permettere appunto l'avvio di quella che invece è il completamento dell'anello intorno a Padova, che invece ha un'altra funzione rispetto a quello che era la camionabile. Quindi la Regione sembra voler stralciare la camionabile, lasciando quindi un alveo forse più ampio. Abbiamo intervistato, grazie ad Elisabetta Corazza, il Comune di Padova. L'assessore Grigoletto. La camionabile è un progetto in project financing fatto dalla Regione Veneto quando ancora c'era Chisso come assessore regionale, a cui è legata anche il GRA di Padova, che è il grande raccordo anulare attorno a Padova, quindi le due infrastrutture sono legate. Potrei dire la mia posizione personale che sono sempre stato contro la camionabile da consigliere di opposizione, però lei sa bene che un'amministrazione comunale si esprime tramite il PAT. Il PAT di Padova è stato approvato nel maggio del 2009 e ratificato recentemente dalla provincia qualche mese fa, dove, guarda caso, c'è la camionabile col GRA. Che poi la camionabile possa in qualche modo compromettere la realizzazione non dell'idrovia come canale scolmatore, ma dell'idrovia come canale navigabile, questo può essere un problema, però ripeto, questo problema qui lo deve risolvere la Regione e il Comune di Padova si può esprimere solo su un pezzetto di territorio in cui c'è l'idrovia e la camionabile, perché ricordo che tutti gli altri comuni, a parte il comune di Saonara, sono tutti nella provincia di Venezia.